Buongiorno a tutti dall'ippodromo Arcoveggio di Bologna. Sono prossimi alla partenza i cavalli della prima corsa, una condizionata riservata a 5-6 anni, non vincitori di 25.000 euro nella carriera. Favorito è Vortice Leo, con la giubba nera pois arancioni indossata da Filippo Monti, il capofila dei gentleman attualmente. Favorito con quota in discesa sotto la pari. Gli avversari sono Zenox B in ottima forma con Michele Canali, poi Zorco, anche lui valido ma sfortunato di recente, poi il veloce Zebudipa che proverà a prendere l'iniziativa. A quote più alte Zucco Legend, estremo outsider, e Varadero con Davide Montanari. Si va in partenza con la prima corsa al premio Felice Gimondi, 1 Zenox B, Michele Canali, 2 Zorco, Gianfranco Celin, 3 Zebudipa, Roberto Giannoni, 4 Varadero, Davide Montanari, 6 Vortice Leo, Filippo Monti, in seconda fila da solo con il 7 Zucco Legend, Alessandro Campani. Allenamento che va a completarsi, tende a ritrarsi dall'ala Vortice Leo, parte piano anche Varadero. Zebudipa in 1 metro, in una fila di non partitori, va al comando, all'esterno c'è subito Zorco, secondo la corda è Zenox B, in mezzo alla pista prova a progredire Varadero, lungo i birilli ancora Zucco Legend, il quale lascia posto a Zorco per mettersi in terza posizione lungo i birilli, sposta all'esterno dalle retrovie Vortice Leo. 15,4 i primi 200 metri di Zebudipa che ha preso la testa spesa 0, ora prova a rallentare più possibile il ritmo, all'esterno sempre Varadero che si trascina Vortice Leo, lungo la corda ci sono Zenox B, Zorco e Zucco Legend che chiude in coda. 34 i primi 400 metri di corsa, tutto sommato allegri per Zebudipa che si trascina sempre Zenox B, il quale sembra voler anticipare le mosse di Vortice Leo, il quale sbaglia. In mezzo alla pista insiste Varadero, l'uscita dai birilli da parte di Michele Canali che ha messo in difficoltà sia Varadero che Vortice Leo, il quale ha anche sbagliato. Allora Zenox B che va all'esterno di Zebudipa dopo un giro in 1 minuto e 8 decimi, 2 quarti in 34, secondo la corda è Zorco a precedere Zucco Legend quando si va verso il chilometro con Zebudipa che lo va a completare in 1:16 e 2. 15,4 per la curva di destra, Zebudipa in vantaggio, Zenox B che ha spostato all'esterno ma per il momento non progredisce, lungo la corda c'è Zorco, Zucco Legend che si mette in mezzo alla pista per dare il suo classico speed, gli ultimi 400 metri, 14,8 al dritto opposto alle tribune, 1,31 i 3 quarti di miglio, Zebudipa che prova a scappare, si porta però sempre in schiena Zorco, Zucco Legend che è rimasto un po' lì sullo scatto in mezzo alla pista, sposta Zorco dalla schiena di Zebudipa e prova a fare l'arrivo, l'ultima curva passata in 15,3 da Zebudipa che entra in retta in vantaggio, Zorco che prova ad andare all'attacco, Zebudipa che si difende, Zorco che insiste all'esterno sul passo, Zebudipa che è in vantaggio ma Zorco lo copre, Zorco che prende un collo, Zorco e Gianfranco Celin che vengono a vincere nei confronti di Zebudipa per il terzo, se non è stato squalificato è ancora Vortice Leo che fa un numero ma può essere solo terzo dopo la rottura al passaggio. 15,4 la dritta arrivo, 37 gli ultimi 400 metri, 1,15,8 il ragguaglio cronometrico, il successo per Zorco, Gianfranco Celin, Antonio Celin e Paolo Scamardella, i colori della scuderia Gianni CTO, il successo del numero 2 Zorco, la quota al totalizzatore di 6,38, segue il leader Zebudipa dopo l'uscita dai birilli da parte di Zenox B, il quale è stato infilato di dentro, in retta arrivo coglie in leggera flessione il battistrada, lo batte con una mezza lunghezza chiara al secondo, lo stesso Zebudipa al terzo Vortice Leo, 2,36 l'ordine arrivo probabile della prima corsa dall'Arcoveggio di Bologna.